Il ventaglio è stato per secoli, a Venezia come altrove, un complice silenzioso della galanteria femminile. Strumento di invito, schermo per sguardi indesiderati, ebbe letteralmente un suo linguaggio di promessa, di incoraggiamento, di lode, di minaccia o di perdono. Che fosse di seta, di pergamena o di carta dipinta, sventolato lentamente, poteva significare che non c'era molto da fare. Sono sposata. Un movimento rapido poteva invece significare che qualche speranza c'era. Sono solo fidanzata. Appoggiato sulla guancia destra poteva voler dire sì, mentre sulla sinistra era un sonoro, benché muto, no. Piccoli disegni sul palmo della mano? Ti odio. Piccoli disegni su una guancia? Ti amo. Lasciato cadere davanti all'interlocutore del momento, era infine un chiaro segnale a voler essere seguite più tardi. Tra i diversi produttori di sete utilizzate nei ventagli veneziani, vi è un'azienda familiare che incredibilmente è ancora in attività dai tempi della Serenissima e continua a lavorare la seta e gli altri tessuti utilizzando anche dei telai originali del Settecento. Si tratta di Rubelli, che nel 1781 fu ammessa all'arte dei mercanti della seta con il negozio all'insegna del coraggio, aperto in merceria da Giovanni Paolo Rubelli. La storia della manifattura veneziana mescola dunque facilmente il passato, misto a leggenda, con il presente e rende unica Venezia, che dai tempi lontani del suo artigianato splendente arriva fino al futuro della tecnologia più avanzata.